Oggi vendemmia del Merlot, il Merlot della collina del Pirio. Siamo a Luvigliano di Torreglia, nelle colline a 250 metri di altezza sul livello del mare. Stiamo vendemmiando questo ettaro e mezzo circa di vigneto che verrà poi sezionato, per così dire, in due parti. Avremo una parte del raccolto che andrà a dar origine al nostro rosso base, il rosso infinito, e l'altra parte proveniente generalmente dalle zone più fresche e più verdi del vigneto che andrà a costituire il nostro vino riserva, questo vino che si chiama di più perché è proprio di grande struttura, con un gran bel tannino che denota anche il carattere dell'uva da cui deriva questo vino, un discreto grado alcolico perché poi sui Colli Euganei abbiamo anche le ultime annate piuttosto calde, quindi la natura dà anche questo e quindi sarà un vino piuttosto importante con una buona concentrazione di profumi e di aromi, quindi un vino di più. Dalle colline del Pirio direttamente alla nostra cantina abbiamo fatto un bel salto, un piccolo tragitto attraversando tutti i Colli Euganei e arrivando proprio qui a Baone dove c'è il cuore, per così dire, pulsante dell'azienda, perché è qui che vengono poi anche vinificati i vini, vengono affinati e anche qui che vengono presentati. Infatti qui siamo all'interno della sala di degustazione, non a caso io ho un bicchiere in mano anche se è bianco perché nel frattempo assaggio anche i moschi che sono appena nati da queste vendemmie, quindi nella fattispecie nel calice c'è un moscato giallo 100% che sta fermentando. Ci sono ancora i profumi che sentiremo poi nel calice a vino finito, ci sono aromi di fermentazione, ci sono aromi primari, come vedete è torbido perché è proprio un vino che è appena stato spremuto e quindi è all'inizio del suo cammino. Cantina, ma non finisce qui perché abbiamo anche un agriturismo, è un casale che si trova proprio di fronte alla cantina e dove possiamo ospitare tutti coloro che decidono di prendersi una pausa di relax e che decidono anche di vivere questa wine experience, che è appunto una degustazione completa della gamma dei nostri moscati, che sono appunto 5, quindi il moscato spumante dolce, il moscato metodo classico nella versione Brut Nature, il vino frizzante naturale rifermentato in bottiglia secondo il metodo ancestrale, il vino bianco fermo, il passito e sta anche arrivando la grappa di moscato, quindi insomma è una moscato giallo experience. Quindi abbiamo 3 stanze e adesso vi porto a vederle.